La ricetta di oggi è un risotto con radicchio di chioggia e le cozze di scardovari. Una ricetta particolare, in realtà questa suggella un po' quelli che sono i prodotti speciali del nostro delta. E voi vi direte perché un radicchio di Chioggia è così famoso? Ma perché è un radicchio speciale, pensate dove viene coltivato, nella zona di Chioggia ovviamente, ma anche in tutto l'Interland, vale a dire Loreo, che è comunque provincia di Rovigo. Abbiamo pronto il riso, che è il nostro Carnaroli del Delta, un riso straordinario, 400 anni di storia, un riso particolare, un riso quasi d'élite direi. Anche questo voi direte, tu ami il Polesine, descrivi il Polesine, ma certo, sono piatti nostri che ci rappresentano, è storia, è cultura, è patrimonio che gli altri a volte ci invidiano. Per la ricetta di oggi le cose sono semplici, ma in realtà la nostra cucina polesana è una cucina semplice, che valorizza, esalta un po' i sapori, i prodotti particolari che abbiamo. Prepariamo le cozze lavate, pulite, ovviamente togliamo il bisso, che è quel filamento con il quale la cozza ci tiene legata, le laviamo e le facciamo aprire in una casseruola con un filo d'olio, profumo di cipolla e aglio bianco polesano. Abbiamo messo a bollire un po' di brodo, vegetale o anche di pesce se si vuole, con sedano, carota, cipolla, un po' di acqua, mezz'oretta e il brodo è pronto. Ci teniamo pronti con il riso. Nella casseruola metteremo un filo d'olio, ci metteremo la cipolla tritata o anche tagliata grossolanamente a piacere. Rosoliamo il riso, lo tostiamo, ci mettiamo un goccio di vino bianco, lasciamo sfumare, bianco secco, aggiungiamo una parte del radicchio tagliato grossolanamente e aggiungiamo brodo fino quasi alla fine della cottura. In 12-17 minuti il riso è cotto. Una parte delle cozze cotte a parte, vale a dire altra casseruola, un po' di cipolla, un filo d'olio, mettiamo le cozze, le lasciamo con un coperchio ad aprire 10 minuti, una parte di queste cozze verranno spolpate e aggiunte al risotto durante la cottura e una parte le terremo per l'abbellimento del piatto, come abbiamo tenuto da parte un po' di radicchio tagliato julienne per decorare poi il piatto alla presentazione. 12 minuti, alla fine si manteca di solito, mantecare vuol dire aggiungere un po' di burro poco che non stoni, che non vada a prevaricare i sapori delicati del pesce e del radicchio e un po' di grana, anche questo è facoltativo, qualcuno dice no, con il pesce non ci sta, provatelo, un cucchiaino di grana armonizza, crea quella crema particolare tipica del risotto, poi si passa alla presentazione.